Cari amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Questo pomeriggio vi faccio vedere le mie stole e sciarpe. Nello scorso video abbiamo parlato di cappellini, questo pomeriggio vi faccio vedere delle sciarpe. E allora, cominciamo con delle sciarpe un pochettino più colorate. Come questa in finissima lana glicine. Questa è molto allegra, molto colorata, quindi molto giovanile anche per una ragazzina, molto simpatica. Una versione un po' meno colorata l'abbiamo sempre in lana glicine con l'applicazione di questi disegni, di questi fiorellini, in questo caso senza frangia, solo con questi laccetti per allargare e stringere, perché vi faccio vedere adesso per quale motivo. Togliamo questo ferma sciarpa, questo si può trasformare in un coprispalle, vedete, in un coprispalle che allo stesso tempo con questi laccetti ha questa simpatica possibilità di trasformarsi in maniche. Quindi coprispalle sì, sciarpa sì, ma allo stesso tempo la si può trasformare, averlo sempre addosso, ma con le mani libere, e come mi trovo io con le braccia nude, avere le braccia coperte allo stesso momento. Passiamo alla versione più elegante. Abbiamo una serie di stole in questa lana di questo bellissimo verde, peccato che non rende molto il colore il video, no, assolutamente la luce non gli rende merito, per il colore del verde è bellissimo. Allora, sono diverse stole con diverse lavorazioni, tutte in unico esemplare, quindi ne ho realizzata una sola per ogni tipo, che non replico, quindi ne esiste una sola. Allora, in questa versione noi abbiamo tutta una lavorazione all'uncinetto che rifinisce questa maglia. Nella lavorazione all'uncinetto ho applicato delle perline, degli strass, vedete, perline anche a goccia, e questi batuffolini, questi bisoncini, molto elegante, particolarissima, una elegante stola sotto giacca. In questa versione di colore verde continuiamo con questo. Questa invece la balza è rifinita con delle sfere di colore verde bosco e dei cristalli viola per tutta la balza, sia davanti che nell'altra balza. Su un lato c'è questo disegno applicato che riprende i cristalli viola sul disegno, e in più c'è una simpaticissima spilla ad angioletto che riprende le sfere di colore verde, il suo vestitino. Questa spilla si può posizionare come si vuole per fermare la sciarpa o utilizzarla oltre la sciarpa, non necessariamente a rifinire la sciarpa. Molto particolare ed elegante. Altra versione, questa un po' più semplice per chi non ama tutti questi colori. In questo caso abbiamo sì una balza particolare, vedete, con tutti questi ventaglietti di diverse misure che penzolano dalla balza,
ogni ventaglietto ha la sua perlina applicata. Vedete che simpatica questa balza. Quindi per chi non ama molto colore è più semplice. Anche in questo caso abbiamo una spilletta che riprende le perline, un cristallo al centro, spilletta che si può osservare sempre al solito, può servire per fermare la sciarpa o indipendentemente. Su un lato la balza è sovrastata da questo ricamo applicato con la ripresa delle perline e cristalli. Molto elegante, ma più sobria rispetto alle altre. Per quanto riguarda questa versione verde, concludo con questa prettamente tema siciliano. Ecco qua, ho le ruote di carretto. Guardate che sono particolari. Ruote di carretto in entrambi i lati. Quindi c'è tutta questa balza, questa bellissima balza all'uncinetto che termina con queste ruote di carretto che sono tutte decorate con delle perline, vedete, perline, bacchette. Ogni ruota di carretto ha la sua decorazione, molto particolare. Molto colorata, quantomeno nella balza. Ecco, in questo momento forse il verde si riesce a cogliere più la tonalità del verde. Passiamo adesso a delle stole invece di colore bianco. Ecco qui, una bellissima stola, una morbida lana calda. Questa versione, abbiamo una versione molto semplice, anche in questo caso per chi non ama molto colore, abbiamo questa versione semplice, quindi questo bianco panna, dove però è applicata questa bellissima balza, dove ci sono delle perline, quindi rifinita, applicazione di questo fiorellone e tutta un'applicazione, vedete, con rifinitura, uncinetto e perline, che crea tutto questo disegno molto particolare, elegante. Questa stola ha la sua bellissima spilla, sempre tema, il mio tema preferito, angioletto, che riprende i colori delle applicazioni. Spilla che può essere tranquillamente usata su un bavero di cappotto, può essere usata anche d'altra parte su un bel maglione a tinta unita, oppure al solito per tenere su l'annodatura della sciarpa. Elegante nella sua semplicità. La balza in entrambi i lati, la balza è rifinita con disegno applicato e perline. Adesso passiamo invece a una versione un po' più colorata, sempre la stessa lana, colore panna, morbida, calda. In questo caso le balze sono grandi, lavorate interamente ad uncinetto, ma la balza è lavorata anche con un filato melage che vedete ha al suo interno sia del lurex oro e sia delle paillette. Un bellissimo filato molto particolare, lucido, setoso, vedete quanto è bello, in alcuni punti addirittura crea dei fiocchetti. Anche questa sciarpa ha la sua spilletta, angioletto, simpaticissima.
da un lato ha questo colore, dall'altro lato il colore non è uguale, pressoché uguale, perché essendo un filato melage cambia colore da una passata all'altra. Qui c'è più giallo, da questa parte invece c'è più viola. Con questa bellissima versione, con questo filato particolare, abbiamo anche questa tonalità di colore. In questo caso un verde bosco che passa al ruggine, marroncino, tutta una decorazione con dei cristallini, non so se si riescono a vedere, è così, la decorazione è lurex con dei cristalli, il filato è sempre quello con lurex, oro e paillette, ma in questo caso abbiamo un'altra tonalità diversa. E guardate l'altro lato della balza, vedete, dall'altro lato addirittura c'è una maggioranza di ruggine, color mattone, con sempre la rifinitura in lurex, delle bellissime e grandi balze. Guardate che bella, elegante e colorata allo stesso tempo. E questa è invece in versione fucsia, vinaccio. Ecco qui, guardate questa, guardate che bel colore, con l'applicazione con lo stesso filato, applicazione con delle perline colorate in tinta, cristalli, tutta un'applicazione che segue la balza. Guardate che bello questo colore di filato, un bellissimo melage. Vado al rosa fucsia, mi spiace che la luce non riesce a farvi cogliere la bellezza del filato, ma i colori sono stupendi. No, anche avvicinandolo non rende molto, peccato. Ecco, forse così si riesce a vedere il passaggio dal ruggine, il rosso vinaccio e anche l'altro lato di stola, anche l'altro lato col suo melage. Addirittura qua ci sono dei passaggi anche in nocciola, molto particolare, guardate, bellissimo, questo filato è eccezionale. In questo caso abbiamo una stola, sì, in questo bel colore melenzana, molto morbida, molto soffice, rifinita sempre con questo bel filato melage come l'avete visto nelle stole bianche. In questo caso alla fine crea delle cascate, vedete, dei grappolini, delle cascate. In questo caso c'è un'abbondanza di rosso corallo, molto particolare, molto allegra. La particolarità di questa stola è che questa si può trasformare, oltre a essere una stola, si può trasformare anche in un coprispalle, perché c'è tutta una lavorazione, vedete? C'è una lavorazione che permette di essere indossato come coprispalle e quindi essere utilizzato inserendo la testa, diventa un bellissimo coprispalle.
addirittura si può pure utilizzare come gilet smanicato. Vedete, c'ha i suoi laccetti, si aggancia così con laccetti sia da un lato che dall'altro, si aggancia, quindi sotto un maglioncino o una camicia sotto può essere un simpaticissimo gilet, lasciato anche così aperto, anche simpatico così aperto, insomma molto versatile, con diverse modalità di essere indossato, e con tutti questi colori è adattabile su tanti colori: verde bosco, rosso, vinaccio, ci sono tanti colori su cui può essere adattato. Completo con questa elegante stola, una stola in finissima maglia rasata ma traforata. Ve la faccio vedere nel dettaglio. Ecco qui, questa è la lavorazione della maglia, tutta interamente traforata, tutta. In questo caso è rifinita con la lana, con quel filato lana seta Crizia, tutto il perimetro, sia la balza che tutto il perimetro della sciarpa, tutta. Da un lato c'è questa simpaticissima tasca applicata, tasca che serve o come scaldamani, quindi un attimo che la indosso così ve la faccio vedere, può essere utilizzata come simpaticissimo scaldamani, guardate che simpatico, o addirittura può essere utilizzata per, inserendo l'altro capo della sciarpa, ecco fatto, può essere utilizzata per chiudere la sciarpa e indossarla come si vuole, quindi come fermo sciarpa. Anche in questo caso ho applicato, oltre alla rifinitura del filato lana seta, ho applicato questi bisoncini sia qui nella tasca che qui nei laccetti, laccetti che possono servire se la sciarpa vuole essere utilizzata come sottogiacca, possono servire anche per allacciare la stola e utilizzarla come sottogiacca, come coprispalle. Vedete? Molto avvolgente ma allo stesso tempo molto elegante. Particolarissimo. Questo colore tortora è un colore, come si sa, un colore neutro, quindi adattabile in tutti i colori, dal nero al bianco al più colorato dei colori, perché è un colore neutro, quindi un capo utile da mettere in qualsiasi situazione, sia su un abito, sotto un cappotto, sotto una giacca, sopra una giacca, molto elegante, molto particolare. Carissime amiche, con l'argomento stole e sciarpe per il momento ho terminato la mia carrellata. Il prossimo video voglio farvi vedere qualcosa più tematico. Ci avviciniamo alle festività e quindi qualcosa che rispecchia le festività in arrivo, quindi qualcosa di più natalizio. Sempre parlo di stole, di sciarpe, ma qualcosa di più colorato, di più rosso, di più natalizio. Ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre cari amiche per la vostra disponibilità e il vostro apprezzamento. Al prossimo appuntamento.